Cosa si è fatto, cosa stiamo proponendo alla Regione? Stiamo proponendo un nuovo patto istituzionale in cui la visione della città che noi abbiamo possa essere supportata da risorse di carattere economico per portare avanti delle iniziative che, come voi sapete, sono in parte già in esecuzione, terminare il patto della musica, così come terminare la Mediateca del Mediterraneo, ma anche proseguire iniziare quei lavori che riguardano il parcheggio sulla via Roma, che dovrebbe avere luce entro breve come inizio lavori, con varianti che tutti quanti stiamo studiando da sottoporre anche alla Regione. Iniziare con i lavori, oltre che del nuovo palazzetto dello sport, che viene realizzato come opera, è stata vinta dall'architetto Obermeier, per capirci che è uno degli architetti che è più in voga al momento attuale nel panorama internazionale, un architetto che ha come studio mi pare qualche portafoglio di milioni e milioni di euro, e che ha vinto la gara su Cagliari. Non può farci piacere, perché siamo sicuri che presenterà un progetto veramente d'avanguardia. E naturalmente voi sapete che sarà un palazzetto polifunzionale legato sicuramente al mondo dello sport, dedicato particolarmente al mondo dello sport, ma non solo, per cui un palazzetto che possa essere polifunzionale, che possa raccogliere anche eventi di altro genere. Così come siamo interessati, dicevo, a tanti altri progetti che sono quasi tutti già finanziati, ma che necessitano di qualche ulteriore finanziamento. Per capirci, siamo interessati ad avere un ulteriore finanziamento, per esempio, per realizzare il patto fiducia pubblico, per il quale pare che oramai dal punto di vista istituzionale si sia trovata una soluzione che si trova a tutti concordi, per cui lavori che riprenderanno, io spero, a brevissimo. Il tutto per presentare negli anni prossimi una città che sia sempre più attraente, sempre più moderna, sempre più orientata verso quel fenomeno che grande soddisfazione ha dato in questi ultimi 10 anni, che è quello del terziario avanzato, e nel terziario avanzato città moderna e città anche orientata verso il turismo. Riteniamo infatti che solamente una città che abbia queste caratteristiche può essere di interesse per i cittadini, affinché trovino occupazione sia nell'ICT, nell'information technology, sia nel settore del turismo. Cioè quest'opera di modernizzazione che ci vede anche protagonisti in tante situazioni positive. Avevo qui il Sole 24 Ore ieri che ci danno un trend positivo, per esempio, per quelli che sono gli impianti sportivi, le attrezzature sportive, ci mette al 15° posto in Italia, non può che essere una cosa positiva, perché siamo segnalati come città in crescita. Ma se dovessi dire le cose più importanti fatte nell'ultimo periodo, che stiamo naturalmente approntando a mettere in opera, sono delle cose anche immateriali, se vogliamo. Tra queste cose immateriali, la prima è la revisione della macrostruttura comunale, che sembra essere così abbastanza sembrerebbe essere una cosa di scarso interesse per il pubblico, invece è stato fatto sulla base dell'esperienza di 10 anni per migliorare e accelerare quello che è l'aspetto burocratico della nostra amministrazione, proprio per riuscire a dare risposte in tempi rapidi, in tempi celeri. È stata fatta, dicevo, la nuova macrostruttura, è stata fatta anche, sono stati fatti da poco i nuovi concorsi per la dirigenza, una dirigenza che è particolarmente nuova, particolarmente giovane, per cui anche l'esperienza di questi 10 anni servono, con l'aiuto naturalmente dei dirigenti, dei validissimi nostri dirigenti,
a rodare questi 7, 8, 10 dirigenti nuovi in varie industrie, sono stati sistemati in vari rami della nostra amministrazione, e poter presentare il Comune in massima efficienza al sindaco che verrà